Iniziamo con i nostri approfondimenti. Partiamo parlando della notizia della scomparsa di Cataldo Portacci. Aveva 96 anni, è stato un simbolo per la nostra città, storico maestro d'ascia della città vecchia, ma non soltanto, sindacalista per tanti anni, è stato membro dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha avuto anche un'esperienza politica come consigliere comunale negli anni 80, una persona appassionata della comunità, non soltanto del suo lavoro, con un forte senso e amore per la città. Aveva anche particolare attenzione per i più giovani, e di questo vogliamo parlare oggi. Vogliamo tracciare un suo ricordo con una persona, insomma, che non è uno storico o qualcuno che può raccontarci del Novecento attraverso l'esperienza di Cataldo Portacci, ma con qualcuno che l'ha conosciuto appunto nell'ultimo periodo della sua vita. Francesco Sisto, Officina Mare Mosso. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Marina, ciao. Come si è incrociato il cammino di Officina Mare Mosso con quello di Cataldo Portacci e come è nato questo rapporto? Ma è stato naturale, perché Cataldo, come scrivevo ieri nel post di ricordo sui social, è stato il nostro primo sostenitore, è stata la persona che, nonostante quando noi l'abbiamo conosciuto si affacciasse già alla soglia dei 90 anni, ha accolto il nostro progetto e la nostra idea di portare avanti il suo antico mestiere a rischio scomparsa con un entusiasmo che ci ha stupito, perché è stato il primo che si è approcciato con noi, con i ragazzi nella nostra officina, è stato il nostro primo maestro di riferimento, è quello che ci ha dato proprio i rudimenti del mestiere, nonostante la maggior parte di noi non provenisse dal vero e proprio mestiere che lo considerava. Quindi è stata una persona fantastica, anche la sua apertura mentale nei confronti del nuovo, di qualcosa di diverso, che non è scontata per una persona di quell'età. No, assolutamente no. Ecco, ricordiamo quindi quello che fate all'interno di Officina Mare Mosso brevemente, Francesco. Sì, noi fondamentalmente ci occupiamo di conservazione rispetto agli antichi mestieri della marineria, come appunto quello del maestro d'ascia. Ci preoccupiamo che questi antichi mestieri, i saperi e le pratiche che li contraddistinguono non vadano perduti, appunto con purtroppo la scomparsa degli ultimi esponenti storici di queste maestranze. E noi ci poniamo proprio come, a me piace dire, disco di backup, no? Quindi momento di conservazione per far sì che quanto più sapere possibile non vada perduto e rimanga comunque nella memoria collettiva del territorio. Lui, Cataldo, insomma, veniva quindi da voi in officina ad insegnarvi questa nobile arte. Qual è il rapporto che aveva con i ragazzi? Voi fate anche dei percorsi con persone messe alla prova, insomma, che vivono delle situazioni non facili legate all'aspetto giudiziario, insomma, e penale. Sì, noi ci occupiamo di contrasto alla devianza, no? Quello che banalmente si chiama contrasto alla devianza giovanile, alla dispersione scolastica, lavorando appunto con branche del Dipartimento della Giustizia Minorile e del Ministero della Giustizia. E Cataldo con i ragazzi aveva comunque sempre un approccio molto appassionato, era un fervido sostenitore del fatto che dovessero impegnarsi per la collettività, dovessero impegnarsi per il territorio, dovessero impegnarsi per la nostra città. Ed è simpatico un ricordo di una frase che lui diceva sempre, la ripeteva continuamente anche ai ragazzi, cercando di stimolare in loro questo orgoglio di appartenenza, che lui vedeva il rapporto tra Taranto e il mare come indissolubile. Diceva sempre che se il mare muore, nella sua accezione intendeva se i mestieri, se tutto ciò che è approcciato al mare muore, anche la città di Taranto muore. Ed è proprio vero, lui insomma ha sempre portato avanti questa battaglia, anche rispetto ad un'idea alternativa di città. Francesco, io ti ringrazio per essere stato con noi, per questo ricordo che ci hai dato di Cataldo Portacci. Un abbraccio, buon lavoro, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno imparando quest'arte, perché appunto questo mestiere non scompaia con le ultime persone che lo hanno fatto per tanti anni, come appunto il nostro Cataldo. E infatti ci stiamo provando. Grazie a voi e buon vento e buona giornata.